Ho letto una volta che gli antichi germani usavano aprire varchi larghi lungo le creste selvose, dedicati agli dei, perché questi vi potessero passare fulminei, senza impedimenti. A quelle strade degli dei penso sempre, quando sono sulle cengie. Ho davanti a me le Alpi Giulie solo da poche ore. Mentre salgo in silenzio, continuo a pormi domande, alle quali tento di dare una risposta. Non è facile. Argilliti, marne, calcari, dolomi, stratificazioni in banchi, crolli, ghiaioni e poi i fossili. Ma da dove vengono i fossili? Cosa ha formato queste guglie, queste pareti, questi giganti di roccia? E quanto è antico il nostro mondo? La Terra ha 6.000 anni, dice la Bibbia. Sono i 6 giorni di lavoro della Genesi tramutati in millenni. Ai tuoi occhi, è scritto nel libro, 1.000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. E invece no, queste rocce sono ben più antiche. Il tempo le ha create, il tempo le trasforma. L'erosione colpisce e distrugge i monumenti antichi, le rovine greche, i vecchi castelli. Sulle montagne agisce in maniera diversa, innalzandole, modellandole, dando loro vita. Ma è un tempo lunghissimo. Non più secoli o millenni, ma milioni di anni. Il Carbonifero, il Permiano, il Triassico, il Giurassico, il Cretaceo, il Terziario, il Quaternario. Questo è ciò che si intende per tempo profondo. La consapevolezza di un passato profondo. Tempo dell'uomo e tempo della terra. Un lungo e non finito percorso scientifico, insieme filosofico, che inizia lontano, nel secolo dei lumi, in un viaggio verso le origini della vita stessa. Con la scoperta del tempo profondo, le montagne non erano più una realtà assoluta, ma l'istantanea di un flusso in continuo divenire. Il tempo profondo è un concetto difficile da accettare, perché degrada l'uomo da scopo primario della creazione biblica a ultimo venuto. Da centro della creazione divina, l'uomo scompare di fronte alle ere geologiche. Questo è il tempo profondo. Dove inizia la cengia, Nives? Vedi là quell'avancorpo bianco? Quella è la parete est dell'Ario Freddo, uno dei possibili inizi della cengia degli dei. Qua siamo proprio nel cuore delle Alpi Giulie. Laggiù c'è il Lussari, vedi quello con la chiesetta in cima? Là il Mangart. Dietro di noi il Canin. Il famoso pendolo dove si trova? No, da qui non si vede, è dietro. Quel pendolo permette di collegare tutta questa serie di cengie in un unico grande anello che corre tutto intorno allo Jofuarte. Pensa, Cugy già nei primi del Novecento aveva percorso alcuni tratti di queste cengie e poi ha avuto questa intuizione che fosse possibile collegarle tutte in un unico grande anello.
Chissà che stupore che avrà provato. E tu sei passata qui anche d'inverno. Era completamente diverso, quasi un altro mondo. Carico di neve che ricopre tutte le pareti, tutte le cengi ricoperte, quasi raddrizzate dalla neve, cancellate. E così ti cancella anche i punti di riferimento. E poi l'atmosfera più ovattata e l'isolamento, perché qua sei vicinissimo a casa, però il senso di isolamento che hai è quasi quello himalayano. Dai Marco, andiamo, che domani mattina dobbiamo essere qui di buon'ora. Che orrido questo canalone. Sembra di penetrare la montagna. Ma no, dai, vedrai quando sbuchiamo lassù che bello. Ma anche qui è il suo bello, eh? Lo stai rivalutando? Bene, ci leghiamo qua. Tira fuori la corda, ce l'hai tu nello zaino. Ci imbraghiamo anche, eh? Sì. Il tempo tieni? Ma sì. Guarda che cielo. Siamo fortunati. Ecco, i freni li tengo io quel materiale. Ecco, grazie. Ci leghiamo in conserva. Facciamo degli anelli così. Ecco, adesso io parto. Tu mi segui quando sono a un 5 metri, tanto fin da dietro non è difficile. Vado.
Ecco, qua dietro incominciano le difficoltà. Là dietro troveremo un torrione, la cima dell'Innominata. Anche lì sotto ci ripasseremo. Questa cengia è come un labirinto, a metà tra la roccia e il vuoto. Ricordi ieri? Ieri ti parlavo di Kugi, che per primo ha intuito l'esistenza di quest'anello che collega tutto il gruppo dello Iofuarte. Ma il primo a realizzarlo fu Comici, l'alpinista triestino, anche se la sua relazione oggi non è più valida perché la via è cambiata, ci sono stati dei crolli, come ad esempio il famoso pendolo di cui parlavamo ieri. Oggi non esiste più, adesso è una corda doppia normale. La cengia gira tutto intorno alla montagna, non sale mai in cima e non ha mai fine. La via eterna l'aveva chiamata Kugi. Forse perché è una via che gira sempre in senso antiorario. E allora è come se tornasse indietro nel tempo. Tornare indietro nel tempo, dici, eh? Sì, allora se la fai e la rifai rischi di trovarti davanti addirittura Giulio Scughi. Ma sai che quando i primi geologi alpinisti alla fine del Settecento scoprirono il concetto di tempo profondo, dicevano sempre: il nostro spirito sembrava preso dalla vertigine a guardare così lontano nell'abisso del tempo. Ecco Marco, molla tutto! Vieni pure! Molla un po', Nives. Piano. Dai Marco, ancora un paio di metri.
Siamo arrivati alla doppia. Ah, eccolo qua, il famoso pendolo. Quello che era il pendolo. Bene. Assicurati. Ale Nives, vai sul pendolo. Sembra che segni il tempo. Vai. Marco, libera, vieni! Arrivo! Ti recupero qua, molla pure. Recupera che arrivo. Sai, per me il bivacco è diventato quasi un rito ormai. I gesti, i movimenti, le cose che devi fare sono sempre le stesse, qui sulle Alpi come in Himalaya. Per me è anche un momento particolare, perché dopo il trambusto del giorno si avvicina il silenzio della notte e la montagna è di nuovo restituita a se stessa. È anche il momento più vuoto della giornata, quando il tempo non tende più a niente. È passata l'ebbrezza dell'azione e si sta zitti nel sacco a pelo a cercare un po' di caldo. E così, lontani dalla lucidità del giorno, al buio emergono i pensieri e le aspettative per domani. E poi tu ne hai fatti un sacco di bivacchi, in Himalaya anche qui sulla Cengia, no? Sì. Sai cosa diceva il solito Cookie? Che fra l'altro mi sembra che ci stia spiando da qualche parte, nascosto in un anfratto di roccia. Diceva sempre: non conosci fino in fondo una montagna se non ci hai dormito sopra. È proprio il momento più vuoto della giornata. Abbiamo solo il panorama. Il panorama. Pensa che la storia del panorama nasce proprio quando i primi geologi lanciavano le ipotesi sul tempo profondo. Tutto è avvenuto nel giro di un decennio, nel cuore del grande disegno illuministico europeo. È quello che chiamo il grande balzo della storia. I fratelli Montgolfier
lasciavano il suolo terrestre innalzandosi sopra il mare di case di Parigi su un pallone riempito d'aria, e proprio nello stesso anno in cui veniva scalato il Tricorno, la prima grande montagna mai salita. Era il 1778. Al Tricorno, sì, è proprio qua vicino. C'era il desiderio di raggiungere un punto di vista che fosse veramente libero da ostacoli, per avere uno sguardo globale. Lo stesso sguardo che in fondo voleva dare Diderot nella sua illuministica enciclopedia. Su uno scaffale tutto il sapere umano, come su un panoramicissimo belvedere, un po' come il belvedere dei primi salitori geologi del Tricorno, o come i due di Chamonix che salirono sulla cima del Monte Bianco 8 anni dopo. Tutto è avvenuto in quella manciata di anni. Le montagne per millenni sono state considerate spaventose e orribili, e poi di colpo sono diventate interessanti e attraenti. Era come se i tempi di colpo fossero diventati maturi per un salto di qualità. Lì è nato l'alpinismo moderno. Sì, poi del Tenides. Sì, volentieri. Guarda, si vede anche Venere. Certo che questa grande cengia è veramente una via senza tempo. In che senso, Nives? Non so, forse è perché è come un corridoio sul vuoto. Un viaggio da belvedere a belvedere, dove prevale lo sguardo dall'alto. In genere sulle altre vie alpinistiche si guarda verso l'alto, dove va la via, si guarda la cima. Qui lo sguardo vola altrove. Si seguono le tracce di Cughi e si ignora la cima. Non hai avuto anche tu questa sensazione oggi? La cima in fondo non è un concetto superato. Per noi che siamo figli dell'epoca degli exploit. La via eterna è quasi un piacere un po' snob. Stiamo snobbando la cima e l'idea della sua conquista. Secondo me per conoscere una montagna non è sufficiente conquistarne la vetta. Marco, guarda che bello. Dai che ci prepariamo. Bel tempo,
Dai Marco, dai che manca poco ormai al punto da dove siamo partiti ieri. Allora, come ti sembra? Avevo ragione. Questa è davvero una via speciale. Pensa, abbiamo percorso più di 5 chilometri su questo sistema di cengie, di balconi. È ancora così selvaggio e con questi panorami proprio nel cuore delle Alpi Giulie. Siamo poco sopra i 2000 metri di altezza, eppure la sensazione è quella di essere così lontani dal mondo, così lontani da tutto e da tutti. Come se ogni cosa fosse iniziata da qui. Ecco, siamo arrivati un'altra volta sotto la cima dell'Innominata. Vedi, ieri eravamo là dietro e adesso siamo tornati di nuovo all'inizio. Questa è una via che non ha fine. Non ti sembra? Hai proprio ragione, Nives. Non occorre scendere. Potremmo ripercorrere il giro all'infinito, come se questa via non avesse mai fine e ci potesse condurre ad un tempo sospeso. Mi sembra di sentire le parole scritte da Cugy, ormai anziano, a proposito del suo incontro con Emilio Comici, appena rientrato a Valbruna per comunicargli il suo successo. La porta si aprì e Comici, in piena attrezzatura di rocciatore, entrò, slanciato sicuro, ma modesto come sempre, come sceso da un mondo diverso, più elevato. I suoi occhi espressivi mandavano lampi di gioia e di orgoglio. «Dottore», si rivolse a me, «le comunico che oggi abbiamo percorso l'anello intorno agli Hofquart per le cengie degli dei». «Bravi», esclamai, «avete dunque percorso la via eterna».